Questa è la storia di Villa Contarini degli Scrigni, detta Vigna Contarena. Ci troviamo a Este in provincia di Padova. Viene chiamata vigna probabilmente perché aveva un vigneto e perché pare fosse destinata dalla famiglia Contarini alle feste per la vendemmia. Viene costruita dalla famiglia come casa di caccia e nel 1566 appare nella pianta di est di Michele Lonigo. Nel primo decennio del Seicento il senatore veneziano Giorgio Contarini incarica l'architetto Vincenzo Scamozzi di renderla una villa, ampliandola e modificandola. Il nucleo originale, dato che presenta affreschi a grottesca popolari alla fine del 400 per la scoperta della Domus Aurea a Roma, è molto probabile fosse già decorato al momento dell'ampliamento. A differenza della villa di Piazzola sul Brenta, destinata agli incontri ufficiali, questa è più intima e privata, solo per la famiglia Contarini e i loro amici più stretti. Dopo il 1660, anno della morte di Giorgio Contarini, la villa ospita il cardinale Gregorio Barbarigo, che evidentemente trova nella villa, poco distante dal Duomo di Este, un'accoglienza degna del suo rango. Nel Settecento, staccata dal corpo principale, viene costruita una grande barchessa per le funzioni agricole e un giardino nascosto di ispirazione moresca conosciuto come Orto Segreto, voluto da Marco Contarini al suo ritorno dall'Oriente. Nel 1797, con la caduta della Serenissima, la villa, probabilmente grazie alla sua posizione appartata, riesce a rimanere in mano ai Contarini fino al 1805. Viene venduta al conte prussiano Auwitz, che poi qui verrà seppellito. La villa passa al suo segretario Giovanni Amedeo Tiezze, poi alla famiglia Rovelli e all'inizio degli anni 30 all'ingegnere Alfredo Gagliardo. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene requisita dai tedeschi perché avrebbe dovuto ospitare il maresciallo Kesserling di passaggio per visitare le fortificazioni alpine. Dal 1992 la barchessa e una parte del parco non fanno più parte della proprietà e la villa è passata al nipote dell'ingegnere Gagliardo, il professor Alessandro Caporali, e, successivamente, alla figlia Cecilia.